Esco dall'ombra, un test digitale e applicativo per minori potenziali vittime di bullismo e cyberbullismo. E in particolare questo test è focalizzato sui ragazzi minori dagli 11 ai 17 anni, quindi ragazzi che frequentano la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Tutti noi sappiamo quanto sia complesso il problema del bullismo e cyberbullismo. Noi in particolare ci siamo concentrati sulle vittime. Le vittime spesso hanno un calo di rendimento scolastico, sono a rischio di esclusione sociale perché l'isolamento è sempre maggiore e in più hanno gravissimi problemi di salute che purtroppo aumentano. Quali sono questi problemi di salute? Sono appunto ansia e depressione e naturalmente tutti i comportamenti disfunzionali che hanno i ragazzi sono appunto collegati a questi tipi di problemi. Allora, la nostra applicazione è appunto un'applicazione digitale e questo naturalmente è un grandissimo vantaggio perché i ragazzi appunto utilizzano il linguaggio digitale meglio di noi adulti. Naturalmente il test digitale verrà scaricato in forma anonima, quindi nessuno saprà mai che cosa stanno facendo e non ci sarà nessun intermediario e questa è l'innovazione, cioè noi professionisti o noi adulti non ci saremo perché assolutamente non vogliamo che questa cosa all'inizio ci sia. E appunto, come dicevo prima, sarà la gratuità di questa applicazione e i ragazzi potranno tranquillamente autosomministrarselo e il test e l'applicazione in particolare appunto sarà in grado di rilevare la gravità della loro situazione, cioè se loro fanno parte di questo range comunque sono a rischio di bullismo o di cyberbullismo e naturalmente l'applicazione, questa è la novità, automaticamente quando ci saranno dei risultati positivi invierà poi a noi professionisti appunto che il ragazzo è a rischio. E le domande naturalmente saranno domande mirate sul loro stato psicofisico e l'animazione è un'animazione piacevole nonostante la loro situazione e naturalmente noi vogliamo che la somministrazione di questo test non sia un tempo inutile, vogliamo assolutamente che sia un tempo consapevole che il ragazzo spende attraverso la sua applicazione digitale che può tranquillamente scaricarsi o sul tablet oppure sul suo smartphone e possa capire subito appunto quale sia la propria condizione. Noi come adulti all'inizio non ci saremo perché vogliamo che il ragazzo non senta la nostra presenza, cioè la senta ma non la veda, perché noi siamo già occupati comunque del software e ci saremo in una seconda battuta quando appunto il ragazzo ci contatterà. Questa è la novità di questa applicazione, che comunque all'inizio il costo è semplicemente l'applicazione digitale scaricabile e questa cosa il ragazzo la può fare in tranquillità e in seconda battuta noi funzioneremo come rete di sostegno. Quando noi sapremo che il ragazzo ha bisogno di noi interverremo. Questa è l'innovazione. Io rappresento Michele Dalbò, la dottoressa Valentina Pavoni, Elisa Brunetto e il dottor Davide Continati.